Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro, un evento organizzato da ANS, Assemblea Nazionale Sarda, in collaborazione con Sindipendente, che è il blog di comunicazione di ANS. Io sono Nini Tedesco, giornalista, insegnante, collaboratrice, membro di ANS e collaboratrice di Sindipendente. Sono qui per presentare questa giornata dedicata al libro, una giornata internazionale proclamata dall'UNESCO nel 1996, scelta in un giorno speciale perché in questo giorno, qualche secolo fa, sono morti tre personaggi importanti per la letteratura mondiale, che sono Shakespeare, Cervantes e Garcilaso, che è un poeta peruviano, inca, e quindi è stato scelto un giorno così significativo, ma in realtà è l'occasione per celebrare la lettura, ciò che insomma rappresenta un momento culturale molto importante, direi fondamentale nella vita delle persone. Io sono molto contenta di partecipare a questo evento. Direi che possiamo dire anche che la scelta del nome di questo evento, Libretade, è legata al fatto che la lettura è sicuramente uno strumento di conoscenza, è uno strumento che serve per farci crescere, per farci diventare autonomi, indipendenti, liberi, e per creare sviluppo sociale, sviluppo culturale, non solo individuale ma anche collettivo, e quindi per le comunità. In particolar modo parleremo oggi con gli ospiti che abbiamo invitato della realtà sarda, quindi della comunità sarda, e dell'impatto che la lettura, che i libri hanno sulla nostra società. Presento subito gli ospiti. Prima di presentarli voglio ringraziare la nostra regista Valeria Serrelli, che ci consente di poter lavorare in maniera molto efficiente, e quindi passo a presentarvi gli ospiti che abbiamo invitato per questa chiacchierata. Sono Giovanni Fara di Catartica Edizioni, che dopo varie, ecco Giovanni, che nel 1917 ha fondato questa casa editrice giovane, che ha diverse sezioni del suo, ma poi magari ne parleremo, nel suo catalogo. Ha bandito diversi concorsi, tra cui il Festival Letterario Saspuntas, premi letterari come Tene Tene dedicato all'infanzia, Urban Jungle, che invece rappresenta le periferie urbane, quindi la voglia di riscatto giovanile, e il concorso Contos di Sardegna, che invece è riservato esplicitamente e specificatamente alla cultura sarda. Presento Niccolò Peddio della libreria Miele Amaro di Cagliari, nato praticamente in mezzo ai libri. Buonasera. Buonasera, salve a tutti. Buonasera, nato e cresciuto, a quanto leggo dalla biografia, in mezzo ai libri, insomma, ha lavorato anche insomma, con l'editore Illisso, insomma si occupa, so che la libreria è tra l'altro un punto di riferimento molto importante nella città di Cagliari. Parleremo con voi di un punto di vista importante, che è proprio l'osservatorio di chi con i libri ci lavora, che è un aspetto sicuramente fondamentale. Una giovane scoperta che è Luana Cau, creatrice di una community giovane, Luana Cau. Buonasera Luana, che si occupa, ha iniziato un po' in punta di piedi, è interessante anche il punto di vista dei lettori, no? Laurea in giurisprudenza, viaggiatrice, dice di sé che insomma, infatti ha chiamato questa community un buon libro, un ottimo amico. Dice di sé che appunto raccontare questa compagnia, ispirazione e sostegno mi danno i libri che leggo dall'età di 4 anni, quindi proprio una lettrice accanita, si può dire.
e anche qui sentiremo un punto di vista diverso. Ci è sembrato così importante parlare del libro da più punti di vista, sicuramente quello di chi ha avuto questa idea di gestire una community sui social oggi sembra particolarmente interessante. Un altro ospite che conosco bene, che insomma è piuttosto conosciuto anche in Sardegna, Niccolò Micheli, sociologo, quindi non solo sociologo, per cui sentiremo un punto di vista anche, se vogliamo, buonasera Niccolò, un punto di vista, come dire, anche sociologico, ma anche di uno scrittore che ha scritto saggi, romanzi, è anche un giornalista, che appunto ci dirà, ci parleremo insomma con lui proprio invece dell'impatto che ha la scrittura, autore tra l'altro di diversi romanzi storici, e anche di numerosi articoli, collabora anche con la Nuova Sardegna, quindi insomma un punto di vista un po' a tutto tondo sulla lettura. Giulio Concu, giovane scrittore, editor anche, quindi insomma diversi... buonasera Giulio. Buonasera. Chiamo per nome perché insomma mi sembra Sì, anche una voce più... grazie per il giovane scrittore. Giovane, dai. Anche dopo varie, ho visto insomma diverse pubblicazioni su una Sardegna naturale, naturalistica, ma e poi invece è approdato al romanzo recentemente uscito, quindi parleremo anche di questo. Nanni Falconi, un poeta invece, un poeta molto noto, si dice insomma è considerato forse il maggior poeta sardo vivente in lingua sarda. È presente? Non c'è, non è ancora arrivato, quindi magari aspettiamo che arrivi tardi. Abbiamo preparato delle domande di cui poi ovviamente non ci mettiamo limiti, dalle domande possono nascere altre domande, possono nascere altri argomenti di discussione. Vorrei cominciare proprio con una domanda che riguarda, perché tante cose, insomma, tra l'altro veniamo fuori purtroppo ancora no, viviamo in un periodo di grande crisi. Per fortuna, almeno in questo momento, le librerie sono aperte, perché durante il passato lockdown le librerie sono state chiuse per molto tempo, e quindi la crisi è stata pesante per tutti, insomma, nel campo dell'editoria, nel campo quindi anche della circolazione della cultura e dei libri. Invece in questo momento, meno male, insomma, ci si è resi conto che le librerie non sono certo un luogo di contagio, che finalmente insomma si dava solo spazio al commercio online e si lasciava invece ben poco spazio invece alla circolazione locale e quindi anche alla sopravvivenza delle librerie nei piccoli centri. Pensiamo soprattutto in un luogo come la Sardegna, che è un luogo che soffre molto da questo punto di vista. Io direi di partire con la prima domanda. Ad esempio, cominciamo con questa. Quanto e cosa si produce in Sardegna e cosa si legge? Quindi io direi di chiedere soprattutto a chi opera, a chi è un operatore culturale, cioè quindi a librai, editori, che cosa soprattutto, e quindi ma anche a una che lavora molto, che ascolta chi legge, no? Quindi direi a Luana, a Niccolò Peddio, a Giovanni Fara. Poi ovviamente possono intervenire anche gli altri, le domande sono sempre aperte e rivolte a tutti. Vi chiedo cortesemente di stare entro i 3-4 minuti di risposte per consentire poi un po' di dibattito e di dialogo fra tutti noi. In linea di massima, quanto e cosa si produce e soprattutto in linea di massima si legge in Sardegna? Chi di voi vuole cominciare senza nessun problema? Tanto poi un po' si parlerà tutti. Giovanni o Niccolò o Luana?
Prego, Niccolò, incomincia Niccolò Pedio. Allora, salve a tutti di nuovo. Buonasera Allora, e benvenuti. Intanto, scusate, non l'ho detto prima nella fletta di presentarvi, ma vi ringrazio davvero di essere presenti. Grazie, prego Niccolò. allora, la Sardegna credo che sia un po' un unicum in Italia per quanto riguarda non tanto cosa si produce, ma soprattutto cosa viene letto dai nostri conterranei. Eh, Infatti, sentendo anche case editrici nazionali, i sardi prediligono gli scrittori regionali in una maniera molto forte. Una cosa che nelle altre regioni non si vede, che quando esce un libro di un nostro scrittore, nei primi giorni è proprio quello che diventa il best seller della settimana nelle librerie. Mm, Sia scrittori di ampio respiro nazionale che anche qualcosa di più regionale, però vengono e chiedono quello, soprattutto quando è scritto anche che viene pubblicato da editori distribuiti a livello nazionale. Questo non avviene nelle altre regioni, non hanno la regionalità nella, come fattore di lettura. Noi stiamo vivendo, credo, un ottimo periodo per l'editoria e gli autori sardi. Erano diversi anni che diciamo così, non sfornavamo degli autori che diventassero bestseller non solo in Sardegna, come già detto, ma proprio a livello nazionale. Guardi, negli ultimi 6 mesi, anzi no, cioè questi primi 6 mesi dell'anno sono in uscita diversi libri di autori sardi pubblicati da grandi case editrici nazionali, dico una media di uno al mese, anzi a maggio siamo così, uno alla settimana. E questo perché forse anche gli editori nazionali hanno scoperto, riscoperto anzi, la nostra produzione letteraria. Questo discorso si può fare anche per l'editoria regionale. Credo che lo stato di salute della nostra editoria, sia dal punto di vista proprio di stabilità, ma anche di produzione, della qualità della produzione letteraria, sia ai massimi da tanti anni a questa parte. Questo si riflette anche qua sul numero di uscite e anche le vendite che vengono, si registrano, non credo solo nella mia libreria, ma in tutte le librerie del territorio regionale. Poi credo che qualcuno possa confermarlo. Posso farti una domanda? Quindi parli soprattutto di romanzi o c'è anche una produzione saggistica in Sardegna? No, anche tantissimo di saggistica. Anche tanto di saggistica. Sì, sì, sì. Lo stesso discorso si può rifare sul non romanzo, quindi sul saggio. Ah, bene. Bene, se hai finito, ti ringrazio, hai finito? Sì. Perfetto, sì. Giovanni o Luana volete intervenire? Luana. Stando per cominciare, vi ringrazio per questa occasione di aver organizzato questo bell'incontro destinato a promozione della lettura ed è sul libero so come il strumento per l'ompera sa liberazione del suo popolo sardo. Proseguo in italiano per consentire la comprensione un po' a tutte e a tutti coloro che ci stanno seguendo anche magari fuori dall'isola. Ti ringrazio per aver esordito in sardo. Allora, mi vorrei Prego. Allora, mi vorrei riconnettere un po' a quello che diceva Niccolò, anche perché io sono una cliente abbastanza assidua, direi quasi stalker, di libreria a Miele Amaro. Allora, Niccolò fa riferimento al movimento della cosiddetta nuova letteratura sarda, conosciuta con l'acronimo NLS, che deve un po' i suoi natali alla cultura che ha ereditato dal canone, quindi dell'Edda, Satta, Lussu, Dessì. Nella nuova letteratura sarda incontriamo scrittori e scrittrici che scrivono sia dall'interno della Sardegna, sia che hanno abbandonato l'isola, ma che continuano a scriverne anche da un punto di vista esterno. Ed è vero, proprio come dice Niccolò, non si era mai riscontrato un momento così propizio per
la scrittura sarda, per la promozione della scrittura sarda. Tuttavia io ho una visione un po' meno ottimistica di quello che, rispetto a quello che dice Niccolò, soprattutto rispetto ad alcuni testi che presentano una scrittura un po' quasi una presentazione quasi esotica della Sardegna, no? Che per incontrare il gusto dei lettori e delle lettrici li accontentano descrivendo quei luoghi comuni che vogliono la Sardegna ancora come un'isola arcaica, popolata dai fantasmi. Mentre a me, come lettrice, come promotrice della lettura, piacerebbe incontrare più testi concreti, attuali, che raccontino veramente cos'è la Sardegna e non solo questo mondo popolato dalle Gianas, al quale sì, siamo tutti affezionati, ma che lascia indietro una narrazione attuale della nostra isola e dei problemi legati alla nostra isola. Per cui concordo col fatto che esistano tanti nomi di scrittori e scrittrici sarde, molti nomi importanti. Mi piacerebbe, perché io sono molto giovane, ho 29 anni, che vi fossero più voci di scrittori e scrittrici anche sotto magari i 35 anni per raccontare la Sardegna anche dal nostro punto di vista. E vorrei anche che le case editrici, io capisco perfettamente che per loro sia più conveniente, sia più giusto pubblicare magari nomi già conosciuti, però dessero anche un po' più spazio magari a degli esordienti che poi finiscono per essere accalappiati sul mercato da case editrici italiane. Quindi vorrei che ci fosse un po' più di collaborazione e una promozione un po' più forte di una letteratura vera che racconti veramente la Sardegna. Ti ringrazio Luana, hai fatto delle osservazioni che condivido e credo che Giovanni su questo avrà sicuramente qualcosa da replicare e da aggiungere. Sì, intanto ciao a tutti e a tutte, grazie Ninni e all'Assemblea Nazionale Sarda per questo incontro che ritengo sia molto importante, già dei primi interventi anche molto stimolante. Io faccio una piccola premessa, chiaramente concordo sul fatto che in Sardegna la Sardegna è sempre stata una fucina culturale molto vivace e creativa. Questo perché si legge effettivamente tanto. Ogni anno i dati Istat ci collocano nella fascia alta dei lettori. In alcuni ambienti di critica letteraria si dice anche che si scrive troppo. Secondo me questo non è vero. Si scrive perché effettivamente c'è l'esigenza di raccontare la Sardegna, di raccontare se stessi, e secondo me il fatto che si legga tanto va anche a battere quella che è un'idea stereotipata del sardo chiuso in se stesso. Quando si legge molto è vero anche che c'è la propensione a confrontarsi con anche cultura esterna. Secondo me si legge un po' di tutto, però volendoci concentrare sulla Sardegna, su ciò che si produce in Sardegna, io credo che quella che è stata definita la nuova letteratura sarda sì, parte dal filone che poi probabilmente non è corretto collegarla proprio a Grazia Deledda, ma magari ad autori come Sergio Azzini. Però accanto ad una serie di romanzieri che fanno una letteratura generalista, ci sono effettivamente degli scrittori che vogliono raccontare della Sardegna, vogliono descrivere la Sardegna, perché rispondono a un'esigenza dei sardi di collocarsi storicamente in una cultura che sentono più propria rispetto a quella che è la cultura italiana, che sì, conosciamo perché ce la insegnano da quando siamo piccolini, però che sentiamo non appartenerci completamente, perché la cultura sarda è una cultura a sé, la cultura italiana è un'altra cultura. Questo probabilmente va anche a spiegare perché negli ultimi 20 anni, 25 anni c'è stato un grande successo di pubblico attorno al mito di Atlantide in riferimento alla Sardegna, all'epopea degli Sciardanas, ma anche al romanzo storico. Chiaramente sono
su livelli differenti, però va a spiegare il gradimento dei lettori e perché colpisce l'immaginario collettivo dei sardi. Per quanto riguarda l'attività che faccio io da piccolissimo editore, io mi voglio concentrare invece su un altro tipo di attività, che è quella di intercettare intanto il dibattito politico della Sardegna e poi offrire degli strumenti critici rispetto a quelle che sono le realtà marginali dell'isola. Il mio è un progetto culturale che non è rivolto soltanto alla Sardegna, principalmente alla Sardegna, ma pubblico anche degli autori italiani. Quello che hanno in comune è raccontare le storie della marginalizzazione sociale e politica, le realtà culturali urbane e suburbane. Io penso che la tendenza in futuro per la C'è un problema di connessione, Giovanni. Allora, la narrazione letteraria dominante, che poi è veicolata dal centralismo, dal colonialismo e dalla massificazione dell'appiattimento culturale. E ho concluso. Okay. Bene, bene. Direi che stanno venendo fuori parecchi argomenti interessanti sui quali dibattere, anche magari fra di noi. Stanno arrivando anche in sovraimpressione delle considerazioni da chi ci ascolta. Non so se Nicolò, Micheli e Giulio hanno qualcosa da dire, perché anche se le domande erano specifiche per un punto di osservazione loro, ma credo che sia importante che tutti ci esprimiamo su questo. Prego, certo. Se mi sentite, sì. Vabbè, io qui sono in veste di scrittore, ma in realtà lavoro in una casa editrice, quindi la casa editrice di Nuoro, per cui conosco dall'interno come funzionano le cose. In generale sono d'accordo con tutti. Io come concetto, lavoro come editor, come concetto alla base della mia professione, prima che autore, scrittore, quindi faccio l'editor, ho sempre in mente il concetto della difesa di quella che Manuzio, il nostro compianto Manuzio, chiamava bibliodiversità. Quindi non mi preoccupo tanto come editor sulla scelta di ciò che arriva in casa editrice, se non per la qualità, sui temi, nel senso che c'è tanta varietà. Ciò che arriva in una casa editrice poi, di conseguenza, in libreria, riflette tutto ciò che noi vediamo, tutto ciò che noi siamo, dal saggio sociologico sulla Sardegna, al saggio turistico sulla Sardegna, al romanzo sulla Sardegna. Non per rispondere a Luana, ma è chiaro che un romanzo difficilmente riflette ciò che la Sardegna, se non esprime un Faulkner, uno Steinbeck, che ancora non abbiamo in Sardegna forse. Quindi, come giustamente diceva Giovanni Farà, ciò che riflette è questa galleria in cui siamo, non dico tunnel, ma in questa galleria in cui stiamo ancora dentro, di una Sardegna molto mitica e mitizzata, che però attrae ancora molti lettori. E nel concetto di bibliodiversità non lo trovo una cosa negativa ancora oggi, perché chi vuol sapere come la Sardegna effettivamente oggi, probabilmente più che un romanzo va a cercarsi un saggio, oppure addirittura una guida turistica, perché no? Io ho lavorato tanti anni nel turismo e noi come casa editrice, io lavoro nella casa editrice Imago di Nuoro, pubblichiamo soprattutto libri rivolti a un target turistico, che non vuol dire necessariamente un turista extra sardo, ma anche sardo ovviamente. E stiamo arrivando piano piano anche a provare a pubblicare libri in lingua sarda per i turisti sardi che vogliono studiare la Sardegna in sardo. Insomma, c'è una grande varietà e la bibliodiversità per noi è un concetto che deve essere fondamentale. Ciò che troviamo in libreria è l'espressione di ciò che siamo. E devo dire, spezzando una lancia in favore della mia casa editrice e delle case editrici indipendenti, perché
che esiste una grande e qualificata professionalità nelle nostre case editrici, che è fondamentale per la bibliodiversità. Grazie soprattutto anche alla comunità dei lettori sardi, che queste cose ci chiedono, a cui noi non possiamo fare a meno di non rispondere, preservando sempre la qualità e la bibliodiversità. L'editoria indipendente a carattere locale, come la vediamo noi, è molto artigianale, questa è una grande qualità. La casa di Cimago è casa sorellina del maestrale. Lavoriamo molto artigianalmente, noi prendiamo dal manoscritto, ci facciamo ancora oggi l'editing, una cosa che una grande casa editrice non fa più ormai. Noi invece lavoriamo sul testo e questo è un grande lavoro che probabilmente alla lunga non paga in termini di soldoni, ma però paga in termini di qualità e di bibliodiversità. Termino dicendo che in termini statistici gli editori indipendenti in questo anno di cosiddetta pandemia sono quelli che hanno retto il mercato. Non sono i grandi editori che hanno retto il mercato, sono i piccoli editori, sono gli editori indipendenti. Hanno un trend di crescita che è notevolmente superiore. Questi sono aspetti che non bisogna sottovalutare, perché noi in Sardegna abbiamo piccole case editrici. L'impatto economico sul settore l'hanno avuto più le case editrici grandi che quelle piccole. Non dimentichiamo poi la legge Nardelli, che è uscita, per fortuna è stata emanata l'anno scorso, insomma, con gli sconti sulla grande distribuzione libraria che sono stati, insomma, che non si possono più praticare come si praticavano prima, per cui un grande vantaggio, però senza dubbio spezziamo una lancia in favore delle nostre piccole case editrici indipendenti. Arriveremo piano piano ad avere un Faulkner, forse uno che parla anche in un romanzo di quello che è la Sardegna oggi, della socialità, di quello che siamo reale. Speriamo che venga soprattutto dai giovani, questo ce lo auguriamo. Speriamo di essere pronti come casa editrice a riceverlo, soprattutto. Grazie Giulio, poi su questo torneremo, perché una delle domande riguarda proprio i progetti per il futuro, riguarda proprio quali prospettive e quali, quindi ci torneremo su questo argomento. C'è Nanni Falconi che cerca di entrare, ma vedo che non ci riesce, ha qualche difficoltà. Nicolò Micheli, vuoi intervenire su questo? Sì, io vorrei fare semplicemente una piccola aggiunta, no? Perché è stato citata, insomma, la nicchia in cui mi colloco io come scrittore in questo caso. Dovresti, scusa Nicolò, alzare il volume o avvicinarti, perché si sente lontano. Adesso mi sentite meglio? Perfetto, benissimo, ecco, grazie. Perfetto. Allora tengo il microfono così. No, dicevo, effettivamente veniva citato anche il romanzo storico come luogo e come libro che ha un suo pubblico, direi che è un pubblico molto particolare, però e rientra in quella cosa che diceva Giulio della grande bibliodiversità che c'è in Sardegna. Io ho visto che in questi anni l'interesse per il romanzo storico è stato forte. Le ragioni sono molte sul fatto che ad esempio la storia della Sardegna sia abbastanza minimizzata nella scuola, cioè questo bisogno di capire anche, di conoscere le proprie vicende, le proprie radici per certi versi. Ma questo è solo un aspetto. L'altro aspetto credo che in Sardegna manchi, proprio come un fatto di tipo culturale, è mancata una sorta di epica positiva del sardo. E quindi il romanzo storico tende anche ad incontrare questa cosa, nonostante appunto la nostra non sia stata una storia in cui non è che ci abbia visto sempre vincitori, anzi, più delle volte l'esatto contrario, però è anche una modalità per rendere una Sardegna pari agli altri territori europei. Io che prediligo il periodo spagnolo, poi alla fine studiandoci sopra io mi accorgo che la realtà della Sardegna, marginale anche allora se volete, però era marginale in un grande impero, e questa è la differenza, ed era centrale nel Mediterraneo, aveva come dire, aveva caratteristiche che non erano dissimili da una
da un regno, da una regione spagnola con uguali caratteristiche. Quindi questo cosa vuol dire? Ti dà degli elementi che ti fanno capire che anche allora, cioè che allora forse noi non eravamo totalmente fuori dai circuiti, come invece ci è stato raccontato, ci è stato detto. Quanto a poi sul fatto che qualcuno dica che in Sardegna si scrive troppo, ma non lo so se si scrive troppo o si scrive poco. Il fatto che si scriva molto indubbiamente aumenta il numero dei lettori. Ma io vorrei citare un caso abbastanza curioso, che è quello dell'Islanda, peraltro anche un premio Nobel in lingua islandese, dove credo che vanti il numero più alto di scrittori per abitante, sono 300.000 abitanti. Un mio amico scherzando ha detto, beh, hanno notti lunghe e quindi qualcosa dovranno pure fare, per cui leggono e scrivono anche, faranno anche altro, immagino per loro. Per il momento ho finito. Grazie Nico. Allora, vedo che finalmente è riuscito a collegarsi Nanni Falconi, sì. Ha sentito un po' il dibattito? Gli No, interventi? purtroppo no, non ho Ah, seguito quasi niente perché o manca la connessione o ho manca, insomma, soltanto visto. qualche parola ogni tanto. Ho visto. E così Allora, sarà anche... provo a farle una domanda specifica, perché la domanda era quanto e cosa si legge e si produce in Sardegna. Sono intervenuti editori, librai, scrittori, li vede adesso, penso che li stia vedendo nelle immagini. Una domanda che invece vorrei fare un po' specifica a lei, perché insomma la Sardegna ha una grande tradizione poetica, e quindi sia soprattutto in lingua sarda, una grande tradizione sia orale che scritta, no? Ecco, in questo momento la tradizione poetica è ancora forte, ancora viva, si legge, si pubblica, si scrive ancora poesia. Ma scrivere poesia, si scrive sempre la poesia, è una delle poche cose che abbiamo mantenuto come tradizione, solo che tarda un po' a svecchiarsi e pubblicare poesia si pubblica poco, poesia in sardo. Adesso c'è una bella collana di Noro che sta pubblicando qualche cosa anche in italiano. Comunque, cioè, allo scrivere e pubblicare ce ne passa molto, ecco. Vero? Più che altro si diffonde attraverso i primi, ho notato. Di Seneghe, insomma, questi premi importanti, ecco, che sono Sì, sì, quella positiva per riuscire diciamo così, a fare, diciamo così, i poeti a poesia. Anche perché gli editori dicono che pubblicare poesia non conviene e quindi lasciano stare, ecco. Mi sentite? poco, sì, ogni tanto si Pronto? interrompe, si interrompe qualche volta la comunicazione. No, però questo è interessante, dovrebbe arrivare agli editori il fatto che effettivamente Mi sentite? la sentiamo male. Allora, due cose, poi passiamo un po' alla seconda domanda. Mi sente Purtroppo male, mi sente male. dal computer Sì. funziona meglio, È ma al telefono? non sono riuscito a collegarmi. E È al allora, telefono? È andato via. Vabbè. Allora, prima di passare alla seconda domanda vorrei un po' fare due considerazioni io, no? La prima cosa che faccio quando entro nelle librerie, perché ne giro tante, in qualunque posto io vada, entro in una libreria. È una curiosità, così, no?
purtroppo ce ne sono sempre meno. La prima cosa che vado a vedere è l'esposizione dei libri, no? Ad esempio, in molte librerie i libri sardi vengono messi in una nicchia o in un posto separato o in un angolino, addirittura in alcune librerie, parlo delle librerie sarde, non ci sono proprio, cioè sono messi in disparte. Sezione sarda, ah sì, vada là. E questa cosa mi colpisce perché è cambiato molto negli ultimi tempi, quindi mi prendo i miei 2 minuti di intervento. Negli ultimi tempi è vero, è cambiato molto, i libri sardi hanno acquisito una maggiore visibilità, però sono state aperte come dire, due voragini nei vostri interventi. Una è quello che riguarda la lingua sarda, perché letteratura sarda non vuol dire letteratura in sardo, no? C'è ancora pochissimo spazio per la letteratura in sardo. Viene pubblicato ancora poco in sardo. Falconi diceva giustamente, a quel poco che ha avuto di tempo, però una cosa l'ha detta importante, che la poesia non rende, la letteratura in sardo non rende. Mi fa piacere che Giulio Conco abbia detto che addirittura si stanno cominciando a pubblicare delle guide in sardo, e questo è molto bello, è molto importante, è significativo. Quindi la lingua sarda forse sta cominciando piano piano a riemergere, a ritrovare una sua, per fortuna, dignità, una sua importanza, un suo valore. La seconda, che è strettamente collegata a questa, è la scuola. La scuola, lo dico da insegnante, ho sempre fatto una gran fatica, soprattutto l'ho fatta in grande solitudine, a insegnare la storia sarda, la letteratura sarda, perché non esiste, cioè non esistono libri, a parte il dignitosissimo lavoro di Francesco Casula, l'altrettanto grande lavoro del collettivo di storia sarda, fatto tra l'altro online, scaricabile gratuitamente. Per il resto è tutto lavoro nostro, perché ci si ferma grazie ad Eledda quando si trova. Quindi la letteratura sarda non esiste nella scuola italiana, ma soprattutto la cosa grave è che non esiste nella scuola sarda, così come non esiste la storia. E questo significa che ancora dobbiamo fare veramente tanta strada, ma proprio tanta, per riuscire a far capire che se non facciamo questa operazione, questa rivoluzione culturale, non andiamo da nessuna parte. Cioè, bisogna cominciare a coinvolgere le scuole in questo percorso. Qui chiudo la mia parentesi, scusate, ma lo dovevo dire perché per me è una nota dolentissima. I giovani non conoscono i nostri autori. Io sono sicura che nelle librerie chi entra a comprare libri sardi non sono ragazzi di 18 anni o di 17 anni o di 16 anni, o perlomeno sono molto pochi, e se lo fanno sono ragazzi che in famiglia hanno genitori che leggono e che in qualche modo lavorano con loro, ma non viene sicuramente dalle scuole questo impulso, questa spinta. Sì, Giulia, sì. E poi, come diceva Niccolò, infatti il romanzo storico invece è un ottimo viatico, è proprio uno strumento attraverso il quale a me spesso è capitato di riuscire a coinvolgerli e a farli arrivare a conoscere la storia. Prego, Giulia. Quando parli, Nenni, di libri sardi, a cosa ti riferisci? Faccio io una domanda a te. Nel senso, a cosa ti riferisci? A libri di autori sardi? Sì, in generale. Adesso da Einaudi? Sì. O libri di autori sardi che parlano di Sardegna? Perché sono due cose un pochettino diverse. No, in generale io parlo del fatto che nelle librerie c'è poco spazio lasciato in genere a quella che è la letteratura relativa alla Sardegna, in generale. Poi ci sono alcune eccezioni, però in generale, sino a pochissimo tempo fa, adesso vedo che sta cominciando a cambiare, però la prima cosa che noto è che entrando il banco centrale delle librerie non vede quasi mai, salvo Fois o Murgia, non vede quasi mai la presenza
sì, scrive adesso una collega, infatti, in sovraimpressione, pochi docenti fanno leggere i libri di autori sardi. È verissimo, è verissimo. Siamo fermi a Lussu, siamo fermi a Emilio Lussu, un anno sull'altipiano. Siamo, dico, in generale, no? Ecco. E nelle librerie tu entri e trovi Mulas, scusate, Fois e Murgia, i grandi nomi della letteratura, che per me è una letteratura, come dire, ormai italiana, nel senso che sono grandi nomi spendibili ovunque, ma infatti a me fa piacere quando dite che i piccoli editori stanno in qualche modo facendo rete, diventando importanti. Per me questa è la strada da perseguire. Credo che veramente, se si riesce a fare questo, si possa anche crescere molto e far crescere e sviluppare la cultura, la letteratura, la saggistica, la storia sarda. Però la scuola è sicuramente un passaggio importante, cioè la scuola deve diventare un riferimento importante per tutta la letteratura e per tutta la... Comunque, scusate, io mi sto dilungando perché questo argomento ci tocca molto e invece dobbiamo passare alla seconda domanda. Allora, io direi di passare a quello che è il titolo del nostro incontro, librettade, cioè quale rapporto esiste tra lettura, subalternità e liberazione? Forse questa è una domanda un po' più politica del nostro incontro, no? Cioè un'analisi di quello che è il rapporto fra la lettura, ovviamente non specificatamente politica, perché non è detto, crescere, trovare e sviluppare una propria identità, una propria autonomia anche personale, un proprio percorso appunto sia individuale ma anche collettivo, è un processo non semplice. Ma secondo voi la lettura aiuta in questo processo? Poco fa Giovanni Fara parlava anche quasi di decolonizzazione, cioè comunque la decolonizzazione passa anche attraverso un percorso individuale, no? Io penso che in qualche modo tutti siamo quasi colonizzati all'origine, nel senso che abbiamo una sorta di eredità che ci portiamo dentro, no? Io sono cresciuta col mito del risorgimento, ad esempio, e ho fatto invece un percorso mio per liberarmi da questo mito del risorgimento. Ecco, secondo voi, e qui la domanda ovviamente è aperta a tutti, librettade, leggere aiuta in questo percorso? Subalternità, liberazione. Che rapporto c'è tra lettura, subalternità e liberazione? Se volete comincio io. Vai Niccolò, anche perché hai parlato poco fa. No, vabbè. Intanto dipende da che cosa si legge. No? Come dire, l'elemento della libertà dipende molto da che cosa si legge, perché io posso anche leggere dei testi terribili e farmi un'idea del mondo che forse non è gradita ad altri. Però sicuramente leggere aiuta, cioè aiuta se non altro perché ti dà la possibilità di costruire come dire, di riflettere, di costruire un tuo pensiero autonomo, soprattutto se leggi autori diversi. E qui il ruolo della scuola indubbiamente ha una grande importanza, no? Come dicevi tu, Ninni. Rispetto al sardo, per esempio, è un po' il solito cane che si morde la coda. Cioè, nel senso che non avendo fatto sardo a scuola, molti di noi, io compreso, ma essendo semplicemente il mio un sardo come lingua materna, poi se mi metto a scrivere un testo letterario ho delle enormi difficoltà a poterlo fare. E la ragione è che non ho tutto quel vocabolario, non ho tutta quella frequentazione che ho avuto invece con la lingua italiana. Questo è il primo elemento della diversità. Quindi, quindi il lavoro che ci aspetta da questo punto di vista è un lavoro enorme, perché
se noi abbiamo il sardo nella scuola, adesso non voglio entrare su standard e cose di questo genere, l'importante è che a scuola si usi la lingua sarda non solo per i corsi di lingua sarda, ma anche come lingua veicolare, e quindi così tu puoi anche creare pian piano una base che poi apprezzi quel tipo di scrittura. Tra gli autori che venivano citati oggi, oltre a Shakespeare, insomma, è stato citato Garcilaso. Garcilaso è il primo poeta, sì, latinoamericano, lui era un indio peruviano che ha scritto in spagnolo. Naturalmente è stato accolto totalmente nella letteratura spagnola, però se noi guardiamo sicuramente le sue poesie hanno uno sguardo anche verso il Perù, e cioè c'è sempre il solito elemento per riuscire a capire quando parliamo di letteratura nazionale. Faccio un esempio. Borges è uno scrittore della letteratura spagnola o è uno scrittore argentino? García Márquez, quanto è spagnolo e quanto è colombiano? Cioè, nel senso che loro hanno usato la lingua spagnola, ma in realtà hanno espresso uno sguardo fortissimo verso la propria realtà, no? Ed è quello che capita a molti autori sardi. I sardi poi hanno scritto nei secoli, hanno scritto in qualsiasi lingua avessero a disposizione, perché hanno scritto in castigliano, in catalano, in italiano, cioè in latino naturalmente, in sardo naturalmente. Cioè hanno usato strumenti per poter raccontare il luogo, il proprio luogo. E quindi in gran parte degli scrittori sardi, non in tutti, c'è sempre questo sguardo che tende a raccontare la Sardegna. Sì, è vero, è quello che diceva anche Luana, a volte c'è questa Sardegna un po' stereotipata, questa Sardegna, uno dice vabbè, ancora stiamo parlando di banditi, di pastori e di cose di questo genere, vorremmo sentir parlare anche di altro. E in effetti adesso sta iniziando anche a sorgere una letteratura che prescinde da questi stereotipi, cioè che prescinde da quello che noi immaginiamo che gli altri vogliano da noi, perché sempre è un discorso di specchio, no? Ah, se sei un autore sardo devi scrivere di queste cose per forza. Anzi, una volta dicevano pure che certe case editrici, quelle grosse, ti pigliavano se scrivevi secondo lo stereotipo. Se non scrivevi secondo lo stereotipo non interessavi più. Perché? Perché era magari il momento in cui bisognava raccontare la Sardegna in quel modo. Per fortuna stiamo crescendo tutti e stanno crescendo anche loro, no? E stanno crescendo anche loro. E quindi iniziano anche a pubblicare libri che raccontano di una Sardegna che non è quella immaginata come Sardegna tradizionale. Per cui dico a Luana, deve solo aspettare, perché arriveranno, perché ci sono già gli scrittori suoi, come dire, della sua stessa fascia d'età che racconteranno quella Sardegna. E sarà estremamente interessante, perché solo loro riescono a leggerla bene, no? Solo loro riescono a leggerla bene. Io che nella vita faccio il sociologo, non scrivo del presente, mi sono rifugiato nella storia, proprio perché ho paura con un romanzo di non riuscire a raccontare il presente. Grazie. Sì, ho finito. Non ti abbiamo sentito, Nini, Chi vuole? Ah, ho chiesto chi vuole intervenire. Nicolò, Pedio. Ecco. No, se mi ricollego a quello che stava dicendo Nicolò, sì, è vero, ci sono tanti libri che raccontano una Sardegna
quasi arcaica, un po' esoterica, che ovviamente non è l'immagine reale della nostra regione, però è anche vero che fuori dalla Sardegna viene percepita ancora, sbagliando in questa maniera. Sono benvenuti tutti gli autori che cercano di uscire da questa narrazione non più attuale. Leggere credo che sia sempre un veicolo per la libertà, per la creazione di un pensiero e talvolta anche di una coscienza. Anche quando si leggono testi dove non si è d'accordo con quello che si legge, tutto questo torna sempre utile per la creazione come detto, del proprio pensiero, sì, della propria coscienza. Ci sono diversi autori sardi contemporanei che poi non scrivono neanche di Sardegna. Me ne viene in mente uno su tutti, forse Nicola Lecca, che i suoi 2 ultimi romanzi erano ambientati uno a Marsiglia e l'altro per la Croazia, l'Austria, comunque nei Balcani, quindi non tutti scrivono di Sardegna e per fortuna gli editori, anche quelli più grossi, non stanno più andando a cercare autori che scrivono quello che si scriveva un tempo. Comunque credo sempre sì che la lettura sia sempre, come detto, il veicolo per la libertà e anche per uscire da tanti preconcetti, ma anche nostri, perché comunque immagino che alcune generazioni, magari le più giovani, abbiano anche loro un'idea distorta della nostra regione, magari anche delle zone più dell'entroterra, di una zona che era così forse 70 anni fa, 80 anni fa, ma adesso invece non è più così e alcuni libri lo raccontano ancora in questo modo. Nicolò, posso chiederti se entrano molti giovani, molti ragazzi sotto i 20 anni, ad esempio, nella libreria? Sì, sì, erano in tanti. Per collegarti invece a quello che stavi dicendo prima, però non tantissimi acquistano, comunque sono desiderosi di leggere libri che trattano di Sardegna. Per ricollegandomi a quello che hai detto prima, ho detto che le librerie solo in quest'ultimo momento, questi ultimi anni, hanno iniziato a avere tanti libri sardi. In realtà noi, da quando siamo nati, ci siamo voluti specializzare sulla letteratura e comunque sull'editoria regionale, le abbiamo dedicato un'intera sala con tanti romanzi e tantissima saggistica. Lo so, ma siete quasi un'eccezione. Penso che tu lo sappia. Grazie. Chi vuole intervenire? Ma una cosa la vorrei dire io sul rapporto tra subalternità e lettura. Io penso che un rapporto di subalternità che noi conosciamo molto bene come sardi sia dato dagli strumenti con cui si legge la realtà. Io condivido moltissimo il discorso introduttivo di Ninni sul problema scolastico che poi ha ripreso anche Niccolò Micheli. È chiaro che abbiamo un problema all'interno delle istituzioni perché nei programmi scolastici non c'è, non è che non si insegna soltanto il sardo, la lingua sarda, non si insegna proprio la storia sarda, cioè noi all'interno delle scuole italiane scompariamo dalla storia, non esistiamo e questo è un primo grosso problema. Come si può risolvere un po' questa situazione se non cambiando le istituzioni? È chiaro che il problema è di tipo politico. All'esterno del mondo scolastico, all'interno delle istituzioni, può svolgere un ruolo determinante il mondo della cultura, non soltanto gli editori, ma il mondo della cultura dove ci mettiamo dentro
tutti, dagli eventi culturali alle librerie, appunto agli scrittori, agli intellettuali, per creare un movimento culturale che già un po' risponde, no, alle necessità dei lettori che vogliono conoscere la Sardegna, che si interessano di Sardegna, che richiedono libri sardi, però a livello istituzionale, oppure chi gestisce i grandi eventi tiene la cultura sarda ai margini, oppure la esclude totalmente. Ogni anno ritornano magari le polemiche sui grandi festival, dove gli scrittori sardi sono d'appendice, dove non c'è l'accesso alla lingua sarda. Ecco, noi dall'esterno possiamo fare una grande pressione sociale se facciamo rete, se siamo in grado di far crescere un movimento culturale che affermi quelle che sono le peculiarità culturali della Sardegna, dell'isola. Mi voglio invece, prima di concludere, rilacciare al discorso dei giovani e dell'interesse verso la letteratura sarda. Probabilmente ancora effettivamente non c'è un modo di raccontare la Sardegna in termini contemporanei, però io ribadisco quello che ho detto prima: la tendenza in futuro sarà proprio questa, e di questo ne sono convinto, perché ciò su cui sto lavorando, e vedo che c'è grande interesse e che ci sono degli scrittori che scrivono in termini contemporanei, magari utilizzando la lingua sarda, ma con dei codici che sono integralmente sardi, anche se utilizzano la lingua italiana e non la lingua sarda. Bene, grazie Giovanni. Vorrei sentire su questo proprio Luana. Sì, Luana. Luana, se vuoi parlare in sardo, fallo pure, tanto Nini, lo penso farei che... volentieri se non fosse che purtroppo moltissime parole mi vengono a mancare, si confondono con lo spagnolo e il portoghese, e quindi non so che Sei mescla linguistica poliglotta. potrebbe risultarne. Sì, allora a me sono rimaste due cose, siccome sono una persona con un piccolo problema di precisazioni. Per rispondere a Giovanni, non intendevo dire che Deledda è nuova letteratura sarda, ma che la nuova letteratura sarda è l'erede tra gli altri di Deledda. E poi, per riconnettermi a quanto diceva Giulio, allora io non sono assolutamente contraria alla bibliodiversità, credo che leggere debba essere per tutti i gusti. Quello che a me dispiace è che se la letteratura è un modo di dare voce a chi non ha voce, ecco, attualmente non abbiamo degli autori o delle autrici sarde, o perlomeno non sono conosciuti a punto tale da farci sentire riconosciuti. Allora, subalternità è un termine bruttissimo, però purtroppo molto molto adatto a questo contesto, perché la nostra subalternità, prima ancora di economica e politica, è una subalternità culturale, e da questa poi scaturiscono tutta una serie di comportamenti quasi di inferiorità che sentiamo rispetto al paese Italia. In questo senso io penso che il danno derivi proprio dalla scuola. Io, come diceva Nini prima, infatti mi sono sentita d'accordissimo, io ho avuto la fortuna di avere alle scuole medie un insegnante che mi ha, di italiano e di storia, che mi ha insegnato anche il sardo. Ci parlava in sardo, ci riprendeva in sardo e creava proprio un momento di confronto in lingua, sulla lingua e sulla storia. E io le sono grata, e veramente quei 3 anni sono stati preziosi, e credo lo siano stati per chiunque abbia avuto la fortuna di essere alunno o alunna di Maria Giovanna Ledda, una docente di Puani, una donna veramente, una sardista convinta, con capacità insomma, di diffondere la lingua sarda con un amore veramente che non riesco a riscontrare in molte altre personalità del mondo culturale. Quindi liberazione, sì, la liberazione passa per la cultura, perché noi nella cultura quello che cerchiamo è un conoscerci e anche un riconoscerci. Noi fin da bambini leggiamo i classici della letteratura italiana, che lungi da me criticare, perché alcuni sono veramente delle bellissime opere d'arte, però noi leggiamo questi libri che sono ambientati a Roma, che sono ambientati a Napoli, tuttavia manca per esempio un racconto contemporaneo di Piazza Ienne a Cagliari, o un bel racconto delle colline del Logudoro, e io parlo di questi due luoghi perché sono quelli che più mi appartengono, ma potremmo parlare di un libro qualsiasi che sia ambientato nella Marmilla, nel Meilogu, nella Trecenta, insomma libri che parlino veramente a noi
di noi, scritti da noi. Perché quello che io dicevo prima e che poi Giulio ha ripreso, non è che a me dispiace che esistano delle leggende sarde e che vengano riprese e che vengano raccontate, a me quello che dispiace è che con questo quasi appropriazione del mercato editoriale da parte di questa corrente manca proprio uno spazio di identificazione, perché il libro è un momento di interlocuzione intimo tra chi lo legge e chi lo ha scritto, ed è un'occasione per dire: ok, non sono semplicemente nato sardo, ma sono anche diventato sardo, perché ho potuto conoscermi, perché ho potuto riconoscermi. E senza identificazione, senza gli strumenti per conoscerci, noi non possiamo assolutamente pensare di poter mai avere parola in maniera abbastanza forte nel contesto italiano, ma non per costruire confini o per innalzare barriere, ma semplicemente per rivendicare ciò che è giusto e ciò che consegue dal fatto di essere sardi e dal fatto di essere isolani. E con questo grazie Luana, grazie mille davvero. Giulio, credo che sì, rispondere. Sono molto attento a quello che avete detto tutti, in particolare Luana, che ha parlato per ultima. Mi ha un po' solleticato al volo le ultime cose che ha detto in relazione al fatto che dobbiamo creare in qualche modo, ancora oggi dobbiamo ancora creare questa identità culturale, anche se a me identità è un termine che non mi piace per niente, però non voglio assolutamente discutere con Luana, sono d'accordo in pratica con te. Però parto da un presupposto e sto partendo a braccio da quello che, dagli spunti che mi hai dato tu. Ragiono così al volo. La letteratura non è causa di subalternità culturale, ma ne è la conseguenza. Questo ne sono convintissimo, altrimenti non staremmo qui a parlare di letteratura. La letteratura non è causa di subalternità, ma ne è la conseguenza. Cioè quello che viviamo oggi, noi che parliamo di libri, siamo, come dire, l'estremo di tutto un vissuto. La letteratura esprime ciò che siamo. Non è la causa, ma ne è la conseguenza. Il lavoro che dobbiamo fare è quello che diceva Luana, cioè dobbiamo capire che la scrittura e la letteratura possono invece essere forza per cambiare. Invece noi oggi viviamo la letteratura come causa di subalternità, come se fosse non abbiamo gli intellettuali, non abbiamo i letterati, non abbiamo gli scrittori, perciò siamo così. No, è l'esatto contrario. Se capiamo che il lavoro da fare, che è quello che ci stiamo dicendo stasera, è creare una base culturale per non essere subalterni, perché questo noi oggi è questo che dobbiamo capire, partire dalla base di tutto il lavoro che ancora dobbiamo fare, perché quello che veramente noi viviamo è un vuoto culturale che quasi ci perseguita, è un vuoto culturale di cui la letteratura è conseguenza. Detto questo, voglio da editor, più che da scrittore ancora, mi sento più invece di editor, che legge manoscritti quasi tutti i giorni di autori sardi, qualsiasi manoscritto che noi rispettiamo, che io rispetto tantissimo, perché dentro c'è tutto un mondo. Quindi immaginate il manoscritto che arriva, cartaceo, digitale, per me editor è un mondo che si apre, quindi un grandissimo rispetto. E io vedo tantissimi, con rammarico, tantissimi autori sardi che non parlano di Sardegna. Prima se ne vedevano molto di più. Perché non si parla più delle colline del Logudoro? Prima si tentava di farlo, adesso non più. La subalternità sta aumentando. Quello che io leggo tutti i giorni è che la letteratura è la conseguenza di ciò che noi siamo, subalterni culturalmente. Per questo che vorrei dire, nessuno si sogna certo di dire che Yeats, il poeta irlandese che scriveva in inglese, non fosse irlandese. Però è vero che bisogna distinguere oggettivamente tra scrittori, autori sardi che sono in realtà autori italiani, che fanno letteratura italiana, perché altrimenti non ne usciamo, e autori sardi che fanno letteratura sarda. Cioè, voglio dire,
Il concetto deve essere chiaro, perché altrimenti parliamo di letteratura sarda e dentro ci mettiamo autori che parlano di tutt'altro. Anche questo fa parte, non dico di subalternità, però è un problema culturale. Cioè, nello scaffale in libreria ci sono autori sardi che però non partecipano alla letteratura sarda. Non è una colpa, attenzione, però è così oggettivamente. Cioè, non posso mettere ormai un Nicola Lecca tra gli autori nella letteratura sarda, lo devo mettere come letteratura italiana, questo è oggettivo. Non è soltanto, cerco di spiegarmi, non mi avrete capito, spero, non è soltanto una questione di dicitura. Cioè, il problema culturale è lì, se parliamo di subalternità è quello. Non significa che se io scrivo in sardo sono uno scrittore e sono sardo, o che se scrivo in italiano non sono sardo, non sto dicendo quello, però attenzione, la subalternità di cui parlava molto bene Gramsci, oltre alla classe sociale, è un problema socioculturale. Nei suoi quaderni dal carcere l'ha scritto in calce, è un problema culturale. E da questo noi dobbiamo uscirne. Perché? Qualcuno forse l'ha accennato Niccolò Pidio. Perché? Perché siamo intrisi di luoghi comuni. E per questo che la letteratura sarda stenta a prendere ancora il volo. Arriverà, speriamo, come dicevate voi prima, però si stenta perché siamo ancora pieni di luoghi comuni. Un po' io faccio il paragone, avendo scritto un libro sui murales, un po' come la tendenza dagli anni 80 fino ad oggi dei murales, che è quella di mitizzare un passato che non c'è più. Questo è già stato fatto, ora si dovrebbe cercare, no, di superare questo scalino per costruire e dirci chi siamo, chi dobbiamo essere. Quello che diceva Niccolò Micheli, cioè l'idea, come dobbiamo presentarci al mondo avendo ben chiaro prima chi siamo noi, se no stiamo costruendo sulla sabbia. La letteratura è la conseguenza, tutto ciò che vediamo in libreria è la conseguenza di ciò che noi oggi siamo, purtroppo ancora subalterni. Non esiste in Sardegna, e qui chiudo, forse non potrebbe neanche esistere allo stato attuale un Camilleri, spero che esca fuori, che parli della sua terra pur utilizzando l'italiano in maniera quasi da maestro, però allo stato attuale non c'è. Perché? Perché si ha vergogna. Gli autori sardi non parlano della Marmilla perché quasi hanno vergogna di parlare della Marmilla, delle colline della Marmilla. Questo è il nostro problema, questa è la nostra subalternità. La scrittura, da cui deriva la lettura, la scrittura deve vincere questo, è un fattore culturale. La scrittura si fa nella scuola, torniamo sempre lì, si impara a scuola. È sempre lì. Giulio, grazie Giulio. Posso intervenire? Sì, assolutamente, Nanni, devi. Per ricollegarmi a quello che stava dicendo Conco, io ho scritto 3 romanzi, 2 pubblicati e uno in via di pubblicazione, in sardo, che parlano delle colline del Lugudoro. Tutte le mie poesie sono intrise della Sardegna, della terra di Sardegna, dei sentimenti dei sardi, senza essere per questo, come si può dire, senza pregiudizi, diciamo così, con una scrittura abbastanza moderna. Quindi qualcuno almeno scrive, e lo scrivo in sardo. Quindi sarà un'eccezione, spero di no. Sei rimasto tra i pochi. Sei sì. tra i pochi, veramente. Non lo so, può darsi che questo ti fa onore. Questo ti fa onore, davvero. Ma non lo so, io scrivo in sardo perché è la lingua che conosco di più, perché mi esprimo mezzo mezza in italiano, sigo in sardo. Fai da pure il sardo. Sigo in sardo che vai domenica dai. E se il romanzo mio sono ambientato tutto in Sardegna. Vabbè, qualche volta vai da Pastore, ma vai da pure de Brigate Rosse, vai da de 70, de 80, vai da Amore, vai da tutto quanto su questo mondo. E questa ambientazione solo che è fatta in Sardegna, precisamente in una diventata che si chiama Biducara,
che voi è spattata per una vez precisa. Ed ho scritto 3 romanzi, al 2 pubblicados e uno che sta già in mano all'editore e che forse l'ha da pubblicare o canno chieniti e boh. E quindi qualcuno che vede da Sardegna da un punto di vista di basso, non di intellettuale, ma di pastore, che vede da atti, non solo di Alveges. Questo è su chi può narrare. Speriamo che la seguano, solo che vada un problema. Beh, su problema che sono giovane al deo non fanno un saldo sicuro, chi nasce da essere salimba mama e quindi timene a scrivere in saldo. Caso i saldi sono poveri, che non conoscono manco un mese o un terzo, queste parole quando vai da a scrivere, come si deve scrivere un romanzo. Un romanzo di parole binda mai cantas, e binda mai cantas che si devono essere precise e devono narrare una cosa che sia che piaga, che si fa leggere con amore e uno e uno saldo si deve riconoscere. Ecco, sono giovane al deo e questa lingua non la possiedi. Questo è il problema. È vero, è vero. Sei mai stato invitato in una scuola? No. No, vedi. No. Mi manca questa esperienza. Io vorrei tanto andare A in qualche scuola Dolomanno. per ascoltare faccende, però non mi ha diventato nessuno. Forse che hanno fatto parte del suo circuito, dei suoi premi, quindi sono vagabanda. Però sono presente in internet, corso l'app, dal comincio, dal 97, e ho provato la prima pagina in saldo in internet. Si tratta del 97 e la poesia mia e poi fino al romanzo. Prima di essere pubblicato in papiro, sono pubblicato in internet. Sono abbastanza tecnologico. Come sto facendo una pagina della poesia mia che sono traduita in inglese e francese, la sto facendo imparare con questa amica canadese, e se la traduci in 2 lingue che conoscete, e insomma, ed sta pendere su stesso meda. Tanto pronare che non siamo tutto quanto stancato dentro il domo. È vero, è vero. Quando si potrà, farò in modo di invitarti nella scuola dove insegnavo io e mi farebbe molto piacere. E a fare vedere fino a me quando sarà potere. Quando si può, esatto, adesso non si può. Non si scappano. Grazie mille, davvero. Io vorrei dire 2 cose perché poi faccio velocemente un'ultima domanda che ci lascerà poco tempo. Intanto sono d'accordo con Giulio, siamo subalterni. L'intellettuale organico di cui parlava Gramsci, non c'è dubbio, è organico al sistema, quindi l'intellettuale che scrive in italiano per un progetto politico italiano è funzionale al sistema italiano. Se si vuole scrivere per la Sardegna e per una certa Sardegna, per una visione politica della Sardegna, si deve scrivere sulla Sardegna e per la Sardegna e se possibile anche in sardo, perché no? Quindi queste sono 2 visioni diverse. Per carità, non vuol dire che non sia giusto che Nicola Lecca scriva o Nicola Lecca per dire i soliti grandi poeti, cioè, ci sono grandi scrittori italiani, sardi, scusate, vedete il lapsus come mi è venuto, ci sono grandi scrittori sardi che sono anche funzionali a un certo tipo di letteratura, vanno benissimo, ma non sono scrittori organici a una visione della Sardegna. Questo sicuramente, e in questo credo di intendere correttamente la visione di Gramsci. Mentre invece
un poeta, un grande scrittore come Nanni Falconi o come Niccolò Micheli che abbiamo qui, o come anche Giulio Concu che fa l'editor, qui presenti, visto che sono, come dire, ma anche chi fa il lavoro come Giovanni, casa editrice, cioè tutti voi presenti qui, o la libreria Miramaro, o Luana nel suo lavoro, tutti voi che siete qui, siete in qualche modo funzionali a una certa visione e questo è importante, cioè fare rete, far sì che si possa insieme lavorare, e poi ognuno con la sua prospettiva diversa, però mi sembra che condividiamo sicuramente una visione di una Sardegna non subalterna, almeno su questo credo che siamo tutti d'accordo, non subalterna e non in qualche modo schiacciata da una cultura che non ci appartiene, ecco, quantomeno cercheremo, è quello che stiamo facendo anche con questa chiacchierata, di condividere progetti per una crescita, per uno sviluppo di una cultura nostra, di una cultura sarda, che poi diventerà anche italiana, internazionale, non ci sono barriere, nessuno vuole costruire barriere, al contrario, le vogliamo proprio abbattere, ma vediamo neanche che ce le costruiscono gli altri. Allora, velocemente un'ultima domanda, ma che questa, come dire, è la domanda consueta, la domanda di prammatica. Quali progetti in questo periodo di crisi? Che cosa si può fare? Anche non soltanto per la crisi economica, ma anche proprio nella prospettiva di quello di cui stavamo parlando adesso. Fare rete in tempi di pandemia, fare rete in tempi di subalternità. Che fare? Domanda di un altro grande. Lo chiedo a voi, velocemente, perché abbiamo veramente 2 minuti a testa. Vabbè, chiamo io velocemente, in ordine come vi vedo. Luana, dai. Sì. Allora, inizio io per andare verso la conclusione, perché tra tutti sono l'unica che non lavora nel campo editoriale. Io faccio tutt'altro lavoro, però poi dedico tutto il tempo libero alla promozione della lettura. Allora, io credo che il lockdown ci abbia messo di fronte al fatto che ci sentiamo molto soli, che abbiamo paura del prossimo, e questo chiaramente comporta dei problemi anche culturali. Ci siamo accorti del fatto che abbiamo bisogno di trovare bellezza anche quando siamo rinchiusi dentro casa, le giornate sembrano veramente tutte uguali, tutte grigie, e questa bellezza la possiamo davvero trovare all'interno di un libro. Io non ho visto in questo senso una campagna promozionale, per esempio delle istituzioni, che invitassero alla lettura, che invitassero al coinvolgimento nella lettura in queste giornate di solitudine. Quindi, se posso fare una riflessione, a me piacerebbe anche partecipare in veste, si dice influencer, è una parola che io detesto, però mi piacerebbe esserne, ecco, portavoce sui social network che hanno un grande potere di diffusione, di iniziative che rilancino il potere della cultura come soluzione alla solitudine, ma anche che si capisca che, a differenza di quanto disse un ministro qualche tempo fa, con la cultura si mangia. E quindi il mio auspicio è che venga rilanciata l'industria culturale sarda per 2 ragioni. La prima, di ovvia natura economica, appunto anche per affrontare questa crisi anche dal punto di vista economico. Il secondo auspicio invece è quello che si rilanci l'industria culturale sarda anche per creare occasioni di bellezza. Può sembrare una frase banale, ma io credo che sia quello del quale abbiamo più bisogno in questi tempi: identificarci e leggere bellezza. Con questo vi ringrazio tantissimo, ringrazio Ninni per aver condotto questa tavola rotonda virtuale, e ringrazio Assemblea Nazionale Sarda per avermi voluta qua, e tutti gli altri compagni di questa bellissima discussione. Grazie a tutti. Grazie a te Luana, anche perché hai concluso con questa bellissima idea che veramente io credo che dovremmo raccogliere al volo e metterci subito a lavorare. Grazie Luana. Coraggio, a chi tocca? Perdonami Ninni, a te Rosanno mezzo su. Ciao a tutti. Ciao Luana, grazie, è stato un piacere conoscerti. Grazie. Niccolò, per Dio. Ho visto che ha chiesto la parola, ci sono 2 Niccolò. Niccolò, per Dio.
Allora, come hai detto tu, bisogna fare rete tra le librerie, coinvolgere gli editori e anche i clienti, cioè quando viene un cliente e ti dice guarda, ho letto questo libro e mi è piaciuto molto, guarda, il libro l'ho letto l'anno scorso, quindi sempre avere le orecchie aperte per sentire e fare tesoro di quello che si dice, collaborare con altre librerie, lo stesso qua, scopri magari anche casualmente un libro e te ne innamori, un giro di telefonate e messaggi con altri colleghi di tutta l'isola per spingerlo. Guarda, quando non è il classico libro che viene pubblicato come qualcosa di particolare, leggilo e consiglialo. Collaborare con le tante associazioni culturali che favoriscono la diffusione del libro, quando è possibile organizzano presentazioni su tutto il territorio sardo, anche nei centri più piccoli, che però paradossalmente invece sono quelli che rispondono meglio a questo genere di eventi. Comunque il succo, come sto ripetendo da un paio di minuti, è coinvolgere, farsi coinvolgere in tutto quello che ruota intorno alla letteratura sarda e spingere perché questa possa crescere sempre di più. Grazie a tutti. Grazie a te, grazie Nicolò, grazie davvero. Chi vuole intervenire? Tanto più o meno siamo in conclusione, quindi direi Giulio, vai. Sì. Vabbè, se la domanda riguarda il post pandemia, tutti siamo coscienti dei danni economici che ci sono stati, c'è poco da parlarci. I danni culturali ancora forse non ce ne rendiamo conto, penso che sarà molto lunga uscirne, proprio per quello che ci dicevamo prima, sul fatto che ancora dobbiamo costruire la base di chi siamo, di che cosa vogliamo. Questo è un progetto sul quale bisogna lavorare, ma soprattutto a livello politico, istituzionale, perché altrimenti non se ne esce. Come vogliamo presentarci al mondo dipende da chi siamo, per cui la subalternità non è colpa degli altri, è colpa prima nostra. Per cui il danno culturale a cui ci sta costringendo ancora di più questa pandemia è un approfondimento di ciò che già siamo. Questo da un punto di vista puramente, diciamo, culturale. Poi per quanto riguarda le case editrici, le piccole case editrici hanno sopravvissuto questi anni e più o meno, almeno le nostre hanno sopravvissuto anche quest'anno e sopravviveranno ancora. Abbiamo progetti per il futuro a breve, a lunga scadenza, quindi ci sono per esempio una cosa molto interessante che stiamo portando avanti da un annetto circa e sono i libri per ragazzi, anzi per bambini dagli 8 anni in su, una cosa che nell'editoria sarda non è molto diffusa e questa è un'anomalia rispetto al resto della nazione italiana. Con l'intento di anche lì di spingere verso il sardo è un'idea di Sardegna ben precisa. Come se ne esce da questa situazione? Si parla di rete, però è anche molto difficile farla. Io ne discuto da anni, per esempio, una bella idea, almeno perché penso io, è costruire, ad esempio, un festival letterario sulla letteratura sarda, non sugli autori sardi che che fanno parte della letteratura italiana, perché tornando a quello che diceva prima Giovanni Fala, questa è la realtà. Siamo subalterni anche in quello. Allora, costruiamo noi un progetto e costruiamoci noi un'identità culturale, perché altrimenti con un grande sforzo per farci avanti le istituzioni, devono essere loro a lavorare, dietro la nostra spinta ovviamente. Senza dimenticare le scuole. Bene, ti ringrazio. E già stanno nascendo un po' di idee. Giovanni, Nicolò, Nanni, forza, Nicolò. Non si sente.
Che succede? Ecco qua. Ok, a posto. No, dicevo, le cose che sono state dette prima sono di grande interesse. Al di là della subalternità culturale, che insomma purtroppo è un elemento che continua, io credo che bisognerà indagare molto sui danni psicologici. Sui danni economici già li conosciamo, no? E non saranno facili da superare, ma anche sui danni psicologici a cui faceva riferimento Luana, cioè la difficoltà ad incontrare l'altro. Per molti sta diventando una difficoltà che non sarà solo temporanea, cioè ci sarà un elemento di diffidenza che perdurerà nel tempo. Questo cosa significa? Significa che dovremmo fare anche una ricostruzione del senso di comunità, dello stare insieme, con tutte le protezioni possibili, se volete, però lì dobbiamo agire. E dovremmo agire perché dalla ricostruzione di una comunità passa anche la ricostruzione di un'appartenenza, se volete, anche di un'identità. Non è un lavoro facile, però ciascuno di noi può dare molto. Se io la vedo dal punto di vista mio, io direi che posso continuare a scrivere, anzi lo farò a più stimoli. Direi che quest'anno, per esempio, mi ha portato nuove idee, mi ha costretto a leggere, a studiare ulteriormente. Quindi da questo punto di vista è stato anche un fatto di tipo positivo, solo da questo punto di vista. Tutto il resto lo condivido con voi, le cose tremende che ci sono state. Che dire, a questo punto dobbiamo anche ringraziare la tecnologia, perché oggi è possibile fare un incontro come questo, perché esistono questi strumenti. Se non ci fossero stati, la nostra solitudine sarebbe stata ancora più dura, più difficile. Con i libri, magari, però senza vedersi, senza poter parlare, senza poter dialogare anche tramite questo strumento. Vi ringrazio tutti, è stato un incontro meraviglioso e grazie a Ninni che come sempre ha condotto benissimo. Allora, Nanni, hai qualcosa da... Vuoi dire qualcosa su questo? Su qualche proposta, ad esempio, anche? No, proposte non ne ho. Proposte, Considerazioni. credo che si dovrebbe lavorare molto di più su quelli che leggono, perché se non va gente che leggere, specialmente il saldo, non va pure manco gente che pubblica, e sul problema è scusso. Aggiungiamo di scrivere bello romanzo, sì, quindi se non lo leggere. E prova che il corso tocca di studiare su saldo in scuola, imparare a leggere il saldo è un problema manno. Caso chi ischi leggere in saldo o in gente normale sono pochissimi. Magari se le ha sul libero, però poi dopo queste 2 pagine fa troppo fatica e lo lasciano stare. Invece però leggere è pratica. E tanto tocca dibattere su questo concetto de convinche sa gioventù che a leggere in saldo. Chi vada cosa al meta che in italiano non si può narrare e che su saldo invece è capace di narrare. Mi dispiace che la connessione mia sia stata su queste, che io sto in campagna e questa connessione che sta atteso e a dell'umano s'altra volta mi fatto un viaggetto in macchina. Grazie a tutti. Grazie, io veramente ringrazio proprio Giovanni Fara, Niccolò Pedio, vi nomino tutti, Luana Cao, Nanni Falconi, Giulio Confu, Niccolò Micheli, Valeria Serreli che ha tenuto la regia con grandissima professionalità, Hans che ci ha permesso questo incontro. Sono tutti stati interventi di grande spessore e penso che mi piacerebbe molto continuare a costruire qualcosa insieme. Non conoscevo ad esempio Luana, non conoscevo Giulio Confu, Niccolò e anche Nanni Falconi di fama e di nome,
perché insomma è veramente un grande poeta della nostra tradizione, ma mi piace immaginare un progetto comune. Ha lanciato Luana una proposta che secondo me si può costruire subito, se veramente ci continuiamo a sentire, che è quella della promozione di una campagna sulla lettura, sulla bellezza, sull'importanza del libro. Il libro è un compagno, un amico, è qualcuno che non ti abbandona, che non ti lascia, che è sempre lì vicino, che ci portiamo dappertutto, che ci segue, che ci racconta, che racconta la nostra vita, che è parte di noi. Io credo che lanciare una campagna in questo momento, facendo rete con i librai, con le piccole case editrici. Giovanni, non ti ho salutato, scusami Giovanni, forse perché ti conosco, ma, e quindi fare una campagna di questo tipo, coinvolgendo, fare proprio, mettendo insieme le risorse, anche piccole risorse economiche per fare una campagna pubblicitaria, che esca su internet, sui blog, insomma da pensarci a breve. Penso che sia insomma un'idea che possiamo mettere in campo subito. Se poi coinvolgiamo anche alcuni scrittori, e quindi abbiamo appunto tre importanti, Nanni, Giulio e Nicolò, tre scrittori importanti che possono anche fare testimonial, come si dice, usiamo la parola inglese, sarebbe veramente una bella idea, e io ci lavorerei subito. Abbiamo anche in ANS una truma di comunicazione che funziona bene, perché no? Cioè, mi piace molto che oltre alle bellissime cose che ci siamo detti, facciamo anche qualcosa di concreto, se siete d'accordo. Come si dice, teniamoci in contatto. So che abbiamo avuto anche molti ascoltatori che siamo stati seguiti, quindi ringrazio anche loro, tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, che hanno commentato, anche sono arrivati tanti commenti. Veramente insomma tutto questo ci fa pensare che non siamo poi così subalterni, che ci sono tante anime resistenti, ce ne sono tante, e se ci sono nel mondo della cultura, e ce ne sono anche nel mondo della scuola, alcune colleghe sono intervenute, insegnanti, vuol dire che insomma il lavoro che ciascuno di noi fa ha veramente senso, e questo ci fa sentire bene, ci fa sentire meno soli. Io vi ringrazio veramente tanto, davvero, siete stati bravissimi, siamo stati bravi. Grazie a tutti, buon proseguimento di lavoro. Ciao, arrivederci.